Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera, ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Due precisazioni su due questioni diverse intanto e poi vorrei proporvi, visto che mi ci sono imbattuto, come credo alcuni di coloro che navigano in rete, un paio di, anzi più che un paio, qualche intervento ospitato dal sito di Alan Friedman, che oggi torna in prima pagina sul Corriere della Sera, qualche intervista, qualche chiacchierata, qualche personaggio che ben conosciamo. Visto che Friedman torna oggi in prima pagina sul Corriere della Sera con la storia del tagliadebito. Tagliadebito patrimoniale, prelievo forzoso, investimento forzoso, non si sa cosa alla fine verrà prodotto, però è significativo che la questione ormai da molto tempo, almeno da un 2-3 anni in maniera sotterranea ma continua, sia comunque ogni tanto sollevata, portata in prima pagina su quello che comunque è il primo giornale italiano, il Corriere della Sera, dal personaggio che ha fatto tutto sommato da levatrice dal punto di vista mediatico. Mi è venuta questa parola, ma credo sia opportuna perché ha preparato il terreno dal punto di vista mediatico alla caduta del governo Letta e all'arrivo di Renzi. Poi adesso fioriscono le interpretazioni sulla posizione che il Corriere ha assunto dopo, contro Renzi, più o meno di simpatia critica, quello che volete, però in ogni caso la figura di questo Friedman che è riemerso dalle nebbie, dall'oblio dopo anni, e che è stato colui che fu uno degli artefici, dei propagandisti dell'Europa, dell'euro a suo tempo, con una serie di trasmissioni su Rai 3, la figura di Friedman può significare qualcosa, mettiamola così. E in prima pagina oggi sul Corriere torna questa questione dell'abbattere il debito per cifre rilevanti che comunque devono mettere in allarme o in attenzione il contribuente, perché quando si parla di una batosta da 400 miliardi di euro per abbattere il debito, da qualche parte i soldi si devono andare a recuperare e la storia, la prassi, l'esperienza insegnano che quando c'è da recuperare una grande massa di soldi bisogna ricorrere a una grande massa di persone, cioè alla massa delle persone comuni, perché altrimenti le cifre difficilmente si raggiungono. 400 miliardi subito o in 8 anni poco importa, perché poi i meccanismi tecnici sono qualcosa di relativo. 400 miliardi per abbattere il debito sono una cifra che fa pensare, fa riflettere, soprattutto mette in allarme il contribuente, perché a lui verranno chiesti sostanzialmente questi soldi, esattamente come per la trovata di ripagare i debiti dello Stato con le imprese fornitrici di beni o servizi ricorrendo al risparmio postale sostanzialmente, cioè alla Cassa Depositi e Prestiti. E tra l'altro una delle chiacchierate di Friedman è proprio con il presidente della Cassa Depositi e Prestiti, Bassanini. Intanto però andiamo con ordine, perché un paio di precisazioni andavano fatte su altre due questioni di attualità. La prima, i fatti di Ucraina, e la seconda, la vicenda dell'ex sottosegretario Gentile, non tanto in sé per sé, perché ormai è tutto noto, il tentativo più o meno maldestro e per motivi più o meno loro, perché pur sempre erano all'interno di una cricca comune, Gentile, lo stampatore, l'editore del giornale, facevano parte di quella terra a sé, che la secessione l'ha già fatta da sempre praticamente, che è la Calabria, che non è unica in Italia. I personaggi erano collegati tra loro, perché l'editore del giornale che riceve la intimidazione, tra virgolette, è in realtà un personaggio che è stato condannato a sua volta per una serie di reati ed è un personaggio attivo nel settore della sanità, con convenzioni con la sanità pubblica per cliniche private, ed è anche l'editore una potenza economica, diciamo locale, abbastanza rilevante, in rapporti d'affari e di simbiosi con quelli che poi sembrerebbero essere i momentanei persecutori. In realtà sono componenti di un'unica cricca, mettiamola così. Però quello che c'è sullo sfondo è sempre più rilevante di quello che c'è in primo piano. Vale a dire gli affari appunto in quel distretto della sanità cosentina, in questo caso di Cosenza, che sono affari rilevanti e sono tutti affari basati sempre sul contribuente di cui sopra, sul soldo pubblico. Prima pagina però dell'Ansa di stamani, allora primo piano sull'Ucraina, vertice a Roma sulla crisi, l'Unione Europea blocca i beni dell'ex presidente Yanukovych, congelati i beni di Yanukovych e altri 17, mentre Putin è tra i candidati al Nobel per la pace con il Papa e Snowden, scrive l'agenzia Stefani, cioè l'agenzia ANSA, in primo piano stamani. Il secondo titolo riprende le parole del ministro dell'economia Padoan: l'Unione Europea severa ma è sulla nostra stessa linea, parole
totalmente rassicuranti sempre per il famoso contribuente di cui sopra, e Matteo Renzi promette una serie di misure shock. Meglio precisate? No, per niente, non se ne sa nulla sulle misure shock, o si spreca la ripresa. Se le misure shock sono il piano casa e il Jobs Act e 2 miliardi per le scuole, le misure shock erano già state ampiamente anticipate e non c'è nulla di nuovo. Questi un po' i titoli di prima pagina dell'Ansa. C'è anche la notizia dell'estradizione dal Niger di Saadi Gheddafi, uno dei figli di Gheddafi che si trovava agli arresti domiciliari, e poi la partenza per Gioia Tauro, un altro porto completamente nelle mani dell''ndrangheta, delle armi siriane a fine aprile. Ma a proposito di Ucraina, quello che rivela oggi il Manifesto, che è l'unico quotidiano a mettere in prima pagina questa rivelazione, quello che rivela oggi il Manifesto è clamoroso. A sparare sulla folla non sono stati i cecchini del regime o presunto regime di Yanukovych, bensì i rivoltosi, quelli che ci erano stati presentati come amanti della libertà, filo europeisti, filo americani, filo statunitensi e via dicendo. Una telefonata fra la ministra degli esteri della Commissione europea, l'inglese Catherine Ashton, e un ministro dell'Estonia ha rivelato chi erano i cecchini responsabili dei 100 morti. I 100 morti che sono stati, come sempre in queste occasioni, tragicamente utilizzati per supportare le tesi propagandistiche secondo le quali il regime di Yanukovych era da abbattere. Ma chi ha portato i fiori e ha commemorato i morti, 99 o 100 che siano, 99 ad oggi secondo la stima ufficiale, a piazza Maidan a Kiev, chi ha portato quei fiori e commemorato i morti, scrive oggi sul Manifesto Simone Pieranni, dovrebbe forse essere informato circa la straordinaria rivelazione che è giunta ieri da una telefonata intercettata dai servizi segreti del deposto presidente Yanukovych, ma confermata dal ministro dell'Estonia, tra la rappresentante europea Catherine Ashton e appunto il ministro degli esteri dell'Estonia Usmar Paet. Nella loro conversazione del 26 febbraio, che è stata pubblicata online da Russia Today e facilmente reperibile anche su YouTube, il ministro degli esteri dell'Estonia, giunto a Kiev il 25 di febbraio, racconta alla ministra degli esteri della Commissione europea Catherine Ashton le proprie impressioni nel giorno dopo la mattanza di piazza Maidan. Solo che quanto dice il ministro Paet, riportando le parole di Olga Bogomoljec, che è il capo della squadra medica che operava in piazza Maidan, una fonte quindi non certo pro Yanukovych, quello che dice Paet, il ministro degli esteri estone, è appunto clamoroso. Secondo il capo della squadra medica di piazza Maidan, cioè una delle rivoltose, diciamo così, una persona che sicuramente apparteneva alla schiera non certo pro Yanukovych, non certo a favore del presidente ucraino deposto, secondo Bogomoljec dunque i cecchini non erano uomini del presidente Yanukovych, bensì membri della nuova coalizione, cioè della stessa piazza Maidan, l'opposizione presentataci appunto come filo europeista, filo americana. Olga Bogomoljec, spiega alla signora Ashton il ministro estone Paet, mi ha detto che le persone uccise dai cecchini, sia i poliziotti sia i manifestanti, sono stati uccisi dai medesimi cecchini. Il medico, che era appunto in piazza con i rivoltosi, avrebbe mostrato al ministro estone alcune foto, così come i referti medici che dimostrano che si tratta dello stesso tipo di proiettili. È preoccupante, aggiunge il ministro estone, che le nuove forze di governo non vogliano indagare su questi fatti. La percezione è che dietro i cecchini non ci fosse il presidente Yanukovych, ma qualcuno della nuova coalizione. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Ashton, a questa rivelazione rimane colpita e assicura un'indagine, ma poi vince la Realpolitik. Alla signora Ashton pare interessare di più in quel momento di assicurare al governo, al nuovo governo estone, al nuovo governo ucraino, di arrivare alle nuove elezioni a maggio. Raggiunto direttamente dal Manifesto, il ministro degli esteri dell'Estonia ha confermato l'autenticità di quella registrazione, di quella conversazione, e ha confermato anche di aver visto le foto fategli vedere dal capo della squadra medica che operava in piazza Maidan
insieme ai rivoltosi. Dunque, queste forze filo-europeiste, filo-americane, amanti della libertà, avrebbero sparato sui loro stessi compagni manifestanti, oltre che sui poliziotti. I 99 morti sarebbero dunque il frutto dei proiettili dei rivoltosi di piazza Maidan. Il manifesto accompagna questa rivelazione vera e propria, mi sembra completamente ignorata oggi da tutti i quotidiani, con una analisi di Matteo Tacconi sul nuovo potere ucraino, quello che è succeduto al deposto presidente Yanukovych. Nel governo c'è il clan Timoshenko, che al di là dell'apparenza era un affarista di primo livello, i nuovi oligarchi e i neonazisti del movimento Svoboda. È rimasto fuori il pugile Klitschko, l'ex pugile, che non vuole sporcarsi le mani con politiche economiche, lacrime e sangue che già il Fondo Monetario Internazionale sta imponendo all'Ucraina. Il pugile punta alla presidenza. Per gli occidentali è il legittimo governo dell'Ucraina, per la Russia è un governo golpista. Ma a prescindere dai punti di vista, scrive oggi Matteo Tacconi sul manifesto, al momento nei ministeri di Kiev si sono piazzate queste persone. Chi sono queste persone? Quali sono le loro biografie? A quali circoli di potere risponde il nuovo governo ucraino? Più che da chi ricopre posizioni, si può partire da chi non ne ha. È il caso di Vitali Klitschko e del suo partito UDAR, formazione centrista filo-occidentale, con status di osservatore nel Partito Popolare Europeo, dal quale, assieme alla fondazione Konrad Adenauer, che è una filiazione della CDU tedesca del partito di Angela Merkel, ha ricevuto lezioni di politica e di tecnica parlamentare, come ha scritto a dicembre Der Spiegel. Ci si chiederà come mai l'ex pugile Klitschko, che ha cercato di accreditarsi come guida della protesta, almeno prima che degenerasse, non ha voluto andare al governo. Per qualche analista, l'ex pugile che punta alla presidenza non intende sporcarsi le mani con i provvedimenti impopolari che il pacchetto di aiuti europeo pronto a essere scongelato dovrebbe imporre, cioè gli 11 miliardi che l'Europa dell'austerity ha promesso a Kiev, all'Ucraina, sono accompagnati dall'imposizione delle solite politiche economiche di austerità targate Unione Europea, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale. Il pugile, Klitschko, non vuole sporcarsi le mani con questi provvedimenti impopolari che dovrebbero accompagnare gli aiuti, i quattrini dell'Unione Europea. In più starebbe emergendo una contrapposizione sempre più marcata tra il suo partito Udar e Batshkivna Patria, il partito di Yulia Timoshenko. La formazione della Timoshenko ha fatto incetta di ministeri, probabilmente sulla base di un ragionamento opposto a quello di Klitschko, dimostrare di sapersi caricare il paese sulle spalle. A guidare la compagine ministeriale c'è Arsieni Yatsenyuk, luogotenente della Timoshenko, una nomina scontata la sua nel nuovo governo ucraino. Nelle scorse settimane l'ha evocata anche l'assistente al segretariato di Stato americano Victoria Nuland, la signora che si lasciò sfuggire il commento vada a farsi fottere l'Unione Europea. Accanto a Yatsenyuk ci sono figure di spicco del partito di Timoshenko. Pavlo Petrienko è andato alla giustizia, Maxim Burbak alle infrastrutture, Ostap Semerak, consigliere di politica estera del primo ministro, sarà il gran cerimoniere. Un ruolo chiave è quello di Vitali Yaryema, ex capo della polizia di Kiev. Al blocco della Timoshenko afferisce anche il ministro degli interni Arsen Avakov, un tempo alleato dell'ex presidente Yushchenko. Ed è di Kharkiv, questo importante ministro, la seconda città del paese, la più grande tra quelle dell'est. Non a casacche il ministro degli esteri Deshizia, ma era stato tra i primi firmatari di un appello di alcuni diplomatici ucraini contro Yanukovych. Nella coalizione si delinea un ruolo notevole anche per l'oligarca Igor Kolomkovsky, numero uno di Privatbank, che è la principale banca ucraina. Del cerchio magico del banchiere farebbero parte il ministro dell'energia Yuri Prodan, personaggio molto chiacchierato, e quello delle finanze Oleksandr Shapak. Non è un caso che si siano accaparrati due ministeri cruciali. Discreta è l'influenza anche della Mykola University di Kiev, accademia rispettata con respiro occidentalista. Il ministro dell'economia Pavlo Sheremieta e quello dell'educazione hanno insegnato lì.
ristretto, un po' a sorpresa, il peso di Pietro Poroshenko, oligarca di tendenza europeista. La sua pedina nel governo è Volodymyr Grosjean, ex sindaco di Vinnytsia, nell'ovest del paese. È il responsabile degli affari regionali, una possibile mossa con cui tranquillizzare la popolazione russofona per quanto possibile. Poi c'è la componente nel nuovo governo ucraino di destra-destra, Svoboda. Gli ultranazionalisti, bollati come portatori di un verbo estremista e antisemita, hanno diversi incarichi. Alexander Sikh è vice primo ministro. In passato fece clamore proponendo il divieto di aborto perfino in caso di stupro. Svoboda si è presa anche l'ambiente e l'agricoltura, con Andriy Moknik e Igor Shvaika, due che hanno capeggiato le proteste contro le licenze sullo shale gas concesse da Yanukovych a compagnie occidentali. In quota Svoboda c'è anche Igor Tenyuk, ex capo della Marina, a lui il Ministero della Difesa, mentre Andriy Parubi, ritenuto tra i fondatori di Svoboda, ma poi accasatosi presso la Timoshenko, da ultimo coordinatore delle barricate di Piazza dell'Indipendenza, presiederà il Consiglio nazionale per la sicurezza. Dovrebbe avere come vice Dmitry Yarosh, comandante di Pravi Sektor, le famigerate bande paramilitari di estrema destra. A quanto pare non ha ancora assunto l'incarico, ma ciò non toglie che si profila un monopolio della destra radicale sulla sicurezza e la cosa ha allarmato ben più di un osservatore. Infine la piazza. Tetiana Ciormovol e Igor Soboliev, giornalisti e attivisti, guideranno l'anticorruzione e un altro ministero. È la cambiale riscossa da Piazza Maidan per il contributo alla rivoluzione. Ma la rivelazione numero uno è quella di chi ha sparato sulla folla. I 100 morti sono stati gli stessi rivoltosi di Piazza Maidan. Cambiando completamente argomento, l'altra puntualizzazione che meritava di essere fatta, credo, è quella relativa alla vicenda Gentile. Qui torniamo in Italia, per la precisione in Calabria, a Cosenza. Sullo sfondo della vicenda del senatore Gentile del nuovo centrodestra del partito di Alfano, sottosegretario per meno di 24 ore, poi dimessosi, sullo sfondo ci sono i consueti intrecci di affari e quattrino pubblico, in questo caso nella sanità, nell'azienda sanitaria di Cosenza. Se ne è occupata l'altro giorno, mercoledì 5 marzo, ieri, se ne è occupata Concita Sannino su Repubblica in maniera particolarmente efficace. Quell'azienda sanitaria di Cosenza fa letteralmente paura, scrive Sannino. A Cosenza il sistema pubblico più vicino all'influenza politico-elettorale dei fratelli Antonio e Pino Gentile, Antonio è il senatore, Pino Gentile è assessore nella giunta calabrese di Scopelliti, valore di produzione dell'azienda sanitaria di Cosenza 1 miliardo di euro all'anno. A Cosenza dunque il sistema pubblico più vicino all'influenza politica dei fratelli Gentile, l'azienda sanitaria di Cosenza, risulta penetrata da diffuse e radicate illegalità, dal caos organizzativo, dal ricorso massiccio a incarichi e consulenze esterne. Insomma, è un mondo parallelo in cui super avvocati vengono beneficiati dai pagamenti delle consulenze e si ripromettono al telefono di fare quadrato contro i magistrati. Interi pezzi della sanità pubblica cosentina, come gli ospedali di Paola e di Cetraro, sono praticamente in mano ai luogotenenti delle cosche dell''ndrangheta calabrese, anche se né il direttore generale dell'azienda sanitaria di Cosenza, Gianfranco Scarpelli, né il management risulta legato anche solo indirettamente alla criminalità organizzata. Precisa la relazione finale del prefetto, che finirà sul tavolo del ministro dell'Interno, cioè di Angelino Alfano, che poi è anche il segretario del partito al quale appartengono gli uomini che sono al centro di questa ragnatela di gestione della sanità nel Cosentino. Ora, è abbastanza curioso, anomalo, che la relazione prefettizia dica tutte queste cose e poi escluda da ogni responsabilità i vertici dell'azienda sanitaria. È un'azienda sanitaria nella quale, dice la relazione del prefetto, ci sono diffuse e radicate illegalità, caos organizzativo, ricorso massivo a incarichi e consulenze esterne, super avvocati beneficiati dai pagamenti che si ripromettono al telefono di fare quadrato contro la magistratura, interi pezzi di sanità pubblica nelle mani dei luogotenenti delle cosche dell''ndrangheta
E ciò nonostante, dice la relazione prefettizia, il direttore generale Scarpelli e il management dell'azienda sanitaria di Cosenza sono estranei alla criminalità organizzata, cioè è una sanità nella quale ci sono illegalità e interessi e presenze dell''ndrangheta, ma i vertici non ne sanno nulla, dice la relazione prefettizia. Pubblicità, e poi andiamo avanti perché c'è ancora qualcosa da precisare in merito a questa azienda sanitaria di Cosenza che fa letteralmente paura, come ha scritto ieri Repubblica. L'immagine della tua azienda è fondamentale. Il partner extravergine, una padella della ballerina in pietra ollare e una tovaglia di fine cotone bergamasco. Cosa aspetti allora? Approfitta subito di questa imperdibile offerta. Chiama ora lo 030 68 40 408. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Sullo sfondo allora del caso del sottosegretario per un giorno Tonino Gentile del partito di Angelino Alfano del Nuovo Centrodestra in Calabria c'è la questione dell'azienda sanitaria che fa paura, un'azienda sanitaria piena di illegalità, di caos dal punto di vista organizzativo, di consulenze esterne ingiustificate ma molto fruttuose per una determinata serie di avvocati e interi pezzi di sanità pubblica, ospedali, in mano a luogotenenti delle cosche calabresi, delle cosche dell''ndrangheta, anche se né il direttore generale Scarpelli né il management, questo lo dice la relazione del prefetto, risultano anche solo indirettamente legati alla criminalità organizzata. E tuttavia, a leggere la richiesta di misura cautelare firmata dal procuratore aggiunto di Cosenza ai Roma e dal PM Assumma, quell'azienda sanitaria cosentina, guidata fino a poco fa proprio dal direttore generale Scarpelli per designazione politica dei fratelli Antonio e Pino Gentile, è dominata da una diffusa omertà, scrivono i magistrati, al punto che perfino una funzionaria dello Stato, una dei 3 membri della commissione di accesso inviata in quell'azienda sanitaria un anno fa dall'allora prefetto, che poi ha prodotto quella relazione prefettizia di cui abbiamo dato qualche stralcio, perfino la funzionaria dello Stato che faceva parte della commissione di accesso inviata dal prefetto, a un certo punto si rifiuta il 14 gennaio scorso di rispondere alle domande dei carabinieri inviati dalla procura per approfondire quanto era stato rilevato nel dettaglio dell'indagine della commissione prefettizia. È la dottoressa Carla Fragomeni che manifesta, scrivono i pubblici ministeri,
ritrosia a rendere dichiarazioni, un atteggiamento che, scrivono i PM, desta sconcerto. E commentano i magistrati: tutto ciò costituisce allarmante indice di quanta soggezione incutano il direttore generale Scarpelli e, verosimilmente, tutti coloro che dello stesso sono i referenti politici, cioè Tonino Gentile, il fratello Pino, il clan Gentile, insomma. E questo è il profilo dell'iceberg che spunta dagli atti in mano agli inquirenti, scrive Concita Sannino. Così rischia di allargarsi lo scandalo sul sistema che ormai preoccupa i signori del voto di Cosenza. Antonio Gentile, senatore e leader regionale del nuovo centrodestra, costretto a dimettersi da sottosegretario per le conseguenze delle pressioni esercitate dallo stampatore suo amico sul giornale L'Ora della Calabria affinché non si occupasse dell'inchiesta in cui suo figlio era coinvolto. Il figlio, Andrea Gentile, è indagato insieme con l'avvocato, un famoso avvocato penalista su scala locale, Nicola Gaetano, per associazione a delinquere e truffa, posizione stralciata e inviata per competenza al Tribunale di Paola, mentre Pino Gentile, il fratello del senatore Tonino, zio di Andrea, che è assessore regionale alle infrastrutture nella giunta Scoppelliti, compare nelle intercettazioni che travolgono l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. È già stato depositato l'avviso di conclusione indagini e si va verso il rinvio a giudizio di 9 inquisiti. In cima ci sono gli eccellenti, il direttore generale Scarpelli e il suo alter ego, Nicola Gaetano, che la pubblica accusa definisce un direttore generale di fatto. Nicola Gaetano è anche l'avvocato che, in soli 2 anni e mezzo, stando agli accertamenti della Guardia di Finanza, incassa dall'azienda sanitaria provinciale di Cosenza quasi 1 milione di euro di incarichi, in un'azienda sanitaria che muove 1 miliardo di euro ogni anno. L'avvocato Gaetano, singolarmente, versa da questo 1 milione di euro di incarichi ricevuti 50.000 euro al figlio di Antonio Gentile, al figlio del senatore Gentile, che anche lui è avvocato, Andrea, per prestazioni professionali non motivate o inesistenti. Al telefono i due si chiamano compari. Lo stesso Andrea Gentile, come conferma il procuratore capo Dario Granieri, presto potrebbe essere chiamato in procura a dare la sua versione dei fatti sulla telefonata di pressione sul quotidiano L'Ora della Calabria. Scrivono ancora i magistrati a proposito della soggezione che incutono i riferenti politici del direttore generale dell'azienda sanitaria di Cosenza, Scarpelli. A tale ultimo riguardo appare significativa una conversazione intercorsa tra il direttore generale dell'azienda sanitaria, Scarpelli, e Pino Gentile, cioè l'assessore della giunta Scopelliti, nel corso della quale il direttore generale Scarpelli fornisce eloquente dimostrazione del fatto che le proprie scelte amministrative devono rispondere alle indicazioni di precisi referenti politici. La telefonata è del 25 settembre 2013. Gentile, in questo caso l'assessore, fratello del senatore e sottosegretario per un giorno, mostra di avere agganci per ricevere informazioni riservate. Dice Gentile: quella cosa che tu mi hai detto della magistratura non è vera proprio, capito? Che dietro la cosa c'è sempre quel russo, ma intanto tu fagliela fare, una gliela dai provvisoria, l'altra gliela dai, capito? E il direttore generale Scarpelli dice sì, capito. Ancora l'assessore Gentile, che poi non è giusto che noi pochi amici abbiamo e se li perdiamo, e Scarpelli assicura che poi, anche se succede qualcosa, la responsabilità penale è personale, non è che c'entriamo noi. E l'assessore Gentile approva, è personale infatti, che c'entriamo noi? Ok, ciao ciao, e chiude la telefonata. Omertà, affari e super parcelle, chiusa l'inchiesta sulla SL in mano ai fratelli Gentile. 1 miliardo di fatturato all'anno. È interessante come cifretta o no, per quanto riguarda una cittadina come Cosenza e la provincia di Cosenza? 1 miliardo di fatturato all'anno. E consulenze a go-go e la presenza delle cosche, anche se dicono gli emissari che poi si rifiutano di parlare, interrogati dai carabinieri mandati dalla procura, anche se i vertici dell'azienda sanitaria non c'entrano nulla con la mafia, per carità. Sempre su Cosenza, poi chiudiamo il discorso, c'è anche da segnalare un altro articolo comparso ieri sul Fatto Quotidiano a firma di Enrico Fierro,
che fa i conti con quello che succederà dopo che Gentile è stato costretto a dimettersi da sottosegretario del governo Renzi. Il primo a pagare il conto sarà proprio Umberto De Rose, lo stampatore, quello che abbiamo ascoltato l'altro giorno in calabrese dire la sua all'editore del giornale L'Ora della Calabria. Umberto De Rose è lo stampatore, cioè l'incauto telefonatore dell'affare Gentile. De Rose voleva proteggere il senatore Gentile, suo amico, e invece lo ha messo nei guai. Presto De Rose dovrà lasciare la presidenza di Fincalabra, che è la cassaforte della regione Calabria, perché questo stampatore che parlava, come abbiamo sentito all'editore, come abbiamo sentito nella telefonata, questo stampatore è anche il presidente della finanziaria della regione Calabria, la Fincalabra. Il senatore Tonino Gentile lo ha detto chiaro e tondo: mio figlio non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, peraltro l'inchiesta si sta chiudendo, è uscito uno stralcio di un procedimento penale a carico di altre persone e una manina lo ha portato fuori per farne un caso nazionale. Dovevano creare il problema al senatore Gentile, che stava per essere nominato sottosegretario, ha detto lo stesso Gentile. Quale manina? Dove si nasconde la manina? In quali anfratti del sottopotere calabrese, del maleodorante intreccio di politici, massoni e uomini delle istituzioni? Si vedrà nei prossimi giorni, scrive Enrico Pierro. Intanto gli occhi sono puntati sulla poltrona di De Rose, che è presidente di Fincalabra, la finanziaria della regione. De Rose è un imperturbabile sabotatore, un insulto alla legalità, lo definisce Aurelio Chizzoniti, che è un consigliere regionale di maggioranza, cioè dello stesso centrodestra. In queste ore i RAS del centrodestra, dal nuovo centrodestra di Alfano a Forza Italia, gli uomini padroni dei pacchetti di voti, divisi tra Alfano e Berlusconi, su una cosa sono d'accordo: De Rose se ne deve andare dalla presidenza di Fincalabra. De Rose non intende però pagare per tutti e passa al contrattacco. Ora Citrigno, l'editore, mi deve restituire i soldi per la stampa del giornale. Non vedo un centesimo da 10 mesi. Il debito è enorme, il giornale è sull'orlo del fallimento. Poche settimane prima dello scandalo l'editore aveva minacciato la chiusura. Ma il senatore Gentile è incavolato nero anche per l'atteggiamento di Giuseppe Scopelliti, il governatore della Calabria. Gentile ha calato i suoi assi, Scopelliti finirà nei guai. La proroga del commissariamento per mafia del comune di Reggio Calabria, che è la città bacino elettorale di Scopelliti, è stata un duro schiaffo per il presidente della Calabria, ma ad agitare le notti di Scopelliti è il rischio di una condanna in primo grado per il cosiddetto caso Fallara, una storia di bilanci comunali e spese folli al comune di Reggio all'epoca in cui Scopelliti era sindaco, con il suicidio di una funzionaria dell'ufficio bilancio, una storia brutta, oscura, il suicidio di Orsola Fallara. Se verrà condannato per abuso d'ufficio, Scopelliti rischierà gli effetti della legge Severino, l'incandidabilità. Un altro cinghiale ferito, in questo caso, cinghiale ferito era la definizione che dava Umberto De Rose del senatore Gentile parlando con l'editore del giornale. Già, fagli sto favore perché sennò il cinghiale ferito poi fa danni. Un altro cinghiale ferito rischia di diventare il presidente Scopelliti, ma ad approfittarne saranno i cosentini, i fratelli Gentile, Tonino, il senatore, Pino, l'assessore regionale. Insieme, e qui viene la novità, a Iole Santelli, già sottosegretaria nel governo Berlusconi, la pupilla di Cesare Previti, che non ha tradito Berlusconi, ma ha mantenuto l'asse con la famiglia Gentile, che pure è passata col nuovo centrodestra di Alfano. Insomma, in sintesi, il nuovo candidato alla presidenza della regione Calabria sarà proprio Iole Santelli, che formalmente è in Forza Italia, cioè con Berlusconi, ma in realtà è amica del senatore Gentile e del clan Gentile, che è passato con Alfano, ma adesso torna ad appoggiare una candidata di Forza Italia. Sarà la Santelli a doversi trasferire a Catanzaro al posto di Scopelliti col beneplacito del clan Gentile. Al povero Scopelliti resterà il comune di Reggio Calabria. In Calabria esiste una grande emergenza democratica. In quella regione opera un comitato d'affari animato dalla pervicace volontà di depredare le risorse pubbliche, una lobby tentacolare alimentata da un trasversalismo di destra e di sinistra.
Di chi sono queste parole, che risalgono peraltro al 5 luglio del 2007? Sono le parole del cosentino Giacomo Mancini Junior, figlio del socialista Mancini, che parlava alla Camera e faceva nomi e cognomi. Parlava di Nicola Adamo, allora democratici di sinistra, e dei fratelli Gentile, come simbolo del patto trasversale fra destra e sinistra. Gli autori del Pactum Sceleris li definiva. Tempi passati, molto passati, perché ora Giacomo Mancini Junior, che alzava queste vibrate denunce, fa l'assessore regionale nella giunta Scopelliti al fianco di Pino Gentile, colui che denunciava come uno dei protagonisti del malaffare nel 2007. E adesso Giacomo Mancini non solo siede nella stessa giunta con quello che era un simbolo del malaffare, ma sta anche zitto, sta anche in perfettissimo silenzio.
oggi qualche quotidiano sintetizza ciò che è venuto ieri dall'Europa, dalla Commissione europea, con questa frase: tagliare il debito. Tagliare il debito è anche l'oggetto dell'articolo di prima pagina sul Corriere della Sera di Mr. Friedman, che intervista Renzi. Qual è il misunderstanding fra Germania e Italia da parte dei tedeschi su Italia e italiani sui tedeschi più importante che va chiarito? Perché sembra che c'è una incomprensione certe volte. Io credo che noi dobbiamo dire agli italiani che se dobbiamo mettere a posto i conti, non lo facciamo perché ce l'ha chiesto la Merkel, lo facciamo perché è giusto per i nostri figli. Sì, sì. Quale padre lascia i debiti ai figli? Può succedere per un problema, ma solitamente un padre cerca di risolvere il problema ai figli. Invece la mia generazione si trova a che fare con un debito pubblico portato alle stelle dal passato. Dobbiamo sistemarlo. Perché questo accada, lo facciamo con l'intelligenza e la credibilità di chi sa che questa cosa può essere utile per la Germania, ma la facciamo per noi, non per la Germania. Questo è Mr. Renzi con Mr. Friedman, mentre Mr. Munchau, tedesco, che scrive sul Financial Times, a Piazza Pulita l'altro giorno la pensava così. Non c'è nessun dubbio che Renzi sia ambizioso, che voglia il potere. Ma la domanda è: userà questo potere per fare bene? Tutti vogliono il potere, anche Letta lo voleva. Era semplicemente più incline al compromesso. Ma il governo Letta è stato una completa catastrofe. E quel governo è stato al potere per un anno, ed è una cosa da pazzi che non abbia fatto niente. La domanda che avrei per Renzi è se lui farà lo stesso, perché è tutto molto vago, stranamente molto vago. Secondo lei Renzi ce la farà a realizzare le ambiziose proposte che ha fatto in Parlamento? Renzi ha detto: questa non è una crisi, ma una catastrofe nazionale. È vero, l'Italia non è più in crescita da quando è entrata nell'euro, dagli ultimi 15 anni. Ho letto il suo discorso, ma non capisco il senso ancora. Cioè, ha chiaro tutto ciò che di sbagliato esiste in Italia, ma non capisco come lo vorrebbe migliorare. Il suo piano economico deve essere ancora implementato. Il taglio di 10 miliardi di tasse, che rappresenta solo meno dell'1% del PIL, non è molto. E poi il taglio al cuneo fiscale di 8 o 10 miliardi è qualcosa di cui Letta aveva già parlato. Non sembra quindi ci sia nessuna rottura con il passato. Siamo di fronte allo stesso dibattito con gli stessi partiti al governo. Abbassiamo un poco il cuneo fiscale, finanziamolo attraverso le tasse. Mi piace l'idea di liberarsi dei sussidi e indirizzarli alle imprese. È una buona idea. Sono tutte buone idee, ma sono cambiamenti così piccoli che non possono fare la differenza. Lei ha scritto che le riforme a Renzi non basteranno e che dovrà rinegoziare tutto con la Banca Centrale Europea. Come si fa? Quello che vedo è che l'Italia non è forse più adatta a far parte dell'Unione Economica. Quindi la domanda è: cosa si può fare perché diventi adatta? O forse è l'Unione a non funzionare più? Sarebbe necessario un aggiustamento nell'Eurozona, con un cambiamento di ruolo da parte della Germania. Ora Renzi non è stato molto estremo sull'Europa, invece ha bisogno di accendere il dibattito. Che cosa è successo da quando Berlusconi è caduto? La strategia italiana è stata quella di accettare l'austerità. È ciò che dissi in passato, quando criticai duramente Monti. Doveva essere chiaro sul fatto che l'uscita dell'Italia dall'Eurozona non sarebbe stata impossibile. Chiaramente non desiderabile, ma non impossibile. Se dici che farai di tutto per stare in Europa, significa che non fai pressione sulla Germania, ma ne accetti le imposizioni. Questo ha portato l'Italia a questo circolo vizioso di deflazione, austerità e disoccupazione in cui il paese ancora tergiversa. Che ne pensa della scelta di Padoan come ministro dell'economia? Se non sei eletto ma nominato, non puoi scegliere il ministro del tesoro che desideri. Questa manovra di palazzo ha ridotto il potere di Renzi e la sua influenza. E questo credo sia il problema del suo esecutivo. Renzi è stato costretto a scegliere un ministro del tesoro in continuità col passato e questo gli provocherà delle costrizioni. Quindi suppongo che l'Italia continuerà ad operare secondo le regole finanziarie a cui l'Unione Europea l'ha sottoposta finora. Renzi ripete negli ultimi giorni che tasserà di più le rendite finanziarie. Anche su questo è stato molto vago. L'Italia ha il problema di un insostenibile debito pubblico e deve tassare qualcosa per aggiustarlo. Il vostro è un paese di risparmio e patrimonio, quindi non troverei strano se davvero aumentassero le tasse sulle rendite finanziarie. Sono ancora scettico sulle sue riforme, mi dispiace, non credo che queste riforme siano così importanti. Nella mia personale lista stanno al terzo o quarto posto. Il problema è che Renzi nei suoi discorsi avrebbe dovuto essere più duro con le banche. Deve rompere i legami tra partiti e banche, tra fondazioni e banche. Dovrebbe chiudere molte di queste. Questo sarebbe davvero perfetto, perché l'Italia senza banche ricche e trasparenti non si risanerà. Questo sarebbe un grande piano anti-establishment.
Così Wolfgang Munkau, giornalista tedesco del Financial Times, che aveva criticato a suo tempo anche severamente Mario Monti. In studio, peraltro, questo era un brano della trasmissione Piazza Pulita di Corrado Formigli sulla 7, in studio c'era Alan Friedman, visibilmente irritato e che scuoteva la testa. Sul sito però di Friedman, a proposito di personaggi, ce ne sono alcune chiacchierate piuttosto interessanti, perché come dicevamo qui la questione dei conti pubblici, tagliare il debito, utilizzare il risparmio degli italiani, ha molte sfaccettature. Allora c'è la questione di tagliare il debito, per cui bene o male per tagliare il debito di cifre consistenti, Friedman oggi sul Corriere, lo stesso Friedman che scuoteva la testa mentre parlava Munkau, propone un abbattimento del debito di 400 miliardi con un'idea che in fondo è quella di Monorchio e di Salerno a Letta, a suo tempo da noi propagandata nel senso di resa pubblica, commentata e criticata ovviamente, che in sostanza voleva dire imponiamo agli italiani di investire in un fondo nel quale facciamo confluire tutti i beni dello Stato, azioni, obbligazioni, titoli, immobili, spiagge, tutto insomma, va a finire tutto dentro questo fondo viene praticamente sottoscritto dagli italiani forzosamente, cioè costringiamo gli italiani a investire in questo megafondo. Il megafondo compare anche oggi sul Corriere in prima pagina nell'articolo di Mr. Friedman e gira e rigira, se non c'è un obbligo è ben difficile che strumenti di questo genere abbiano successo e che si riescano a raccogliere centinaia di miliardi con cui abbattere il debito, perché è chiarissimo che privatizzando anche le poste non abbatti il debito, e come negli anni 90 non si è per niente abbattuto il debito pubblico privatizzando, quindi bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, e il qualcosa di nuovo sarebbe il megafondo a cui diamo un valore X, 400, 500, Salerno a Letta e Monorchio parlavano addirittura di 900 miliardi è solo il valore, e quella è la furbizia anche del disegno, cioè io dico che i beni dello Stato valgono 900 miliardi, questo fondo vale 900 miliardi, per cui obbligo i cittadini a sottoscriverne le quote per 900 miliardi, con la differenza che il valore del fondo è ampiamente discutibile, può valere X, Y o Z. Noi diciamo 900 perché? Per tirar su 900 miliardi, questo è il punto. Cioè se io dico che il fondo vale 900 miliardi, lo faccio per raccogliere 900 miliardi. Da dove? Dalle tasche dei cittadini. Capito il concetto? Mi sembra molto semplice, perché sulla valutazione di quello che finisce nel fondo si può discutere all'infinito e ci mangeranno sicuramente le loro parcelle le banche d'affari che già ci hanno mangiato negli anni 90 con le privatizzazioni, la Morgan Stanley, la Goldman Sachs e affini, JP Morgan e via dicendo. Quindi quelli mangeranno per valutare quanto vale il fondo, però quanto vale il fondo è una cosa convenzionale tutto sommato, quello che importa anzi non è convenzionale in assoluto, è una convenzione, stimiamolo pure quanto vale questo fondo, quello che importa però è quanto vale, perché quello è l'equivalente di quello che viene chiesto a chi lo deve sottoscrivere, cioè al contribuente, al cittadino. Se io dico che vale 900 miliardi vuol dire che ho intenzione di tirar via dalle tasche dei cittadini 900 miliardi. Se io dico come Mr. Friedman che il fondo vale 400 miliardi, che è la metà, vuol dire che ho intenzione di portar via dalle tasche dei cittadini 400 miliardi. Se dico che vale 500, uguale, voglio portar via 500 miliardi. Questo è il concetto chiave, perché una persona normale non sottoscrive un fondo che gli dà un basso rendimento, no? Perché poi questo fondo avrebbe anche un basso rendimento, così come era previsto dalla proposta Monorchio Salerno a Letta. Basso rendimento ma obbligato, cioè obbligo i cittadini italiani a sottoscriverlo. Ora, Friedman non parla di nessun obbligo per il momento, ma quella idea lì era già stata giustamente fatta, l'hanno giustamente avuta coloro che hanno avuto il coraggio di uscire allo scoperto per primi, cioè Monorchio e quell'altro funzionario del Senato, Salerno a Letta, che sponsorizzati alla Borsa di Milano avevano fatto quella proposta lì, che era più logica, perché se io devo tirare su 400 miliardi o obbligo qualcuno a darmeli o difficilmente li tiro su, no? È chiaro, è evidente. E oltretutto quel fondo là era praticamente riservato agli italiani, cioè solo i cittadini italiani dovevano essere tosati. È una patrimoniale, in una forma o nell'altra, siamo sempre lì a discutere di questo. Poi sentiremo anche Giuliano Amato dal sito
di Alan Friedman, perché è stato uno dei padri anche lui dell'idea della patrimoniale. Prima ancora di Monorchio era uscita l'idea di Amato, sempre per raccogliere X centinaia di miliardi. Quindi non è tanto importante quanto vale il totale dei beni dello Stato che mettiamo nel fondo. Il totale che conta è quello che ci viene comunicato, cioè se si dice che quel fondo lì vale 500 miliardi, vuol dire che hanno intenzione di acchiappare da noi 500 miliardi. Un'altra cifra sarà la cifra che vorranno acchiappare da noi. A proposito poi dell'acchiappare da noi, visto che la promessa, una delle promesse più mirabolanti di questi giorni è quella di pagare gli arretrati da parte dello Stato alle imprese attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, il buon Mr. Friedman si è fatto una chiacchierata col presidente della Cassa Depositi e Prestiti, cioè l'ex ministro, prima socialista e poi di Essino, attualmente numero 1 della Cassa Depositi e Prestiti, Franco Bassanini, che argomenta in questi termini. Sono 8 minuti di conversazione con Mr. Friedman. Le faccio solo un esempio che altri paesi hanno risolto, in altri paesi c'erano ritardi importanti nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, sì, come la Spagna. Sì. L'hanno risolto questo non tirando fuori immediatamente tutti i soldi dalle casse dello Stato, ma mettendo una garanzia dello Stato che ha consentito di finanziarizzare e spalmare nel tempo il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Quasi una specie di cartolarizzazione o di garanzia. Una specie di cartolarizzazione. In Italia questo sarebbe stato facilissimo, l'abbiamo proposto, perché con la garanzia dello Stato su questi 90 puoi andare in banca e prendere una fiduzione. Su questi 90 miliardi di debito, le banche italiane avrebbero comprato senza neanche sconto, comprato volentieri. Perché? Perché avrebbero comprato dalle imprese e sostituito debiti garantiti dallo Stato, crediti garantiti dallo Stato a ponderazione zero, nessun assorbimento di capitale per Basilea, li avrebbero sostituiti con i crediti che hanno dovuto concedere a quelle stesse imprese che nell'attesa di essere pagati dallo Stato, dovendo pagare fornitori e dipendenti, si sono indebitati con le banche. Ma siamo sempre in tempo di farlo. Sarebbe stata un'operazione virtuosa che immetteva 60-70 miliardi nell'economia italiana, tutti d'un colpo, e ridava benzina alla grande. Se ripartiva, e questo sarebbe avvenuto senza, dal punto di vista europeo, siamo qui oggi, incidere sul deficit neanche dello 0%. Fantastico, ma oggi, cioè Enrico Letta ha annunciato stamane al convegno del Financial Times che ci saranno 14 miliardi di debiti della pubblica amministrazione ripagato nel 2014. Ma restano altri 70, perché non fare? Perché la sua ricetta non è applicabile? Il problema, scusami, è che 14 miliardi a fronte di 90 stimati dalla Banca d'Italia sono pochi. Sono una goccia. Sono d'accordo, quindi sto chiedendo a lei come mai non prendere gli altri 70 o 80 miliardi e usare una ricetta come sua? Noi l'abbiamo proposto. Qual è il problema politico? Noi l'abbiamo proposto in Parlamento pressoché tutte le forze politiche. Nel 2013 avete riproposto pure recentemente? L'abbiamo proposto, la nostra proposta risale al mese di maggio di quest'anno. Io non ho notato, scusami, ma il è mese di maggio interessantissimo. di quest'anno è uscito anche su qualche giornale, non abbiamo fatto come Astrid, non senza fare pubblicità, è arrivato sul tavolo di Letta, di Saccomanni, dei vari ministri, è sostenuta dai gruppi parlamentari. È sostenuta da tutti quanti? Sì, signore. E allora? C'è una forte resistenza burocratica. Scusami, vorrei, perché questo mi lascia confuso. Sia il PD sia il PDL sono d'accordo che questo è intelligente e da fare. Sì, signore, ci sono gli emendamenti, presentati e sostenuti da tutti i maggiori. Quindi non le pochissime, se non l'unica cosa su cui Berlusconi fanno Letta, Renzi, da lei, ma tutti sono d'accordo? No, ma sono diverse cose, ci sono diverse cose che servirebbero alla crescita e che non impattano sui conti pubblici, come questo? Che incontrano non resistenze politiche ma resistenze burocratiche. Fammi capire, perché è un esempio incredibile, che tipo di resistenza burocratica può porre la burocrazia contro una cosa che tutti quanti i partiti hanno accettato per buono?
Allora, come funziona questo? La loro tesi è che, per esempio, in questo caso specifico, l'Europa avrebbe difficoltà a fare emergere dal lato del debito. Allora, allora hanno obiettato questo viene calcolato come debito. Stiamo parlando, Friedman, dei soli debiti di parte corrente. Sì, spese correnti. Di quei 90 miliardi, diciamo che 60-70 sono di parte corrente e 20-25 sono in conto capitale. Ok. Secondo l'Europa, i debiti di parte corrente sono già stati conteggiati nell'indebitamento netto, cioè nel deficit. Quelli in conto capitale invece sono conteggiati al momento del pagamento. Allora, per quelli di parte corrente, quei 60, 65, 70, l'operazione della garanzia dello Stato, che consente, per così dire, di farli acquistare dalle banche e poi di ristrutturarli su un arco pluriennale, di pagarli un po' per volta da parte delle pubbliche amministrazioni, ma di mettere subito la liquidità nel sistema delle imprese. Questa operazione, dal punto di vista dell'Europa, conta solo ai fini del debito, non ai fini del 3%, cioè del deficit. Ai fini del debito, l'Europa, con la dichiarazione Olli-Rehn Tajani, ha detto: noi sappiamo che questo è debito, non abbiamo difficoltà che emerga. Ciò nonostante si invoca ancora l'Europa per dire è meglio andarci cauti. E questo è un punto fondamentale, nel senso che le burocrazie in Italia, e tanto più quanto più sono tecnicamente preparate e forti, usano spesso dell'Europa per non fare cose che non vogliono che si facciano. Perché? Cioè l'Europa rappresenta spesso, cioè, ci sono cose che l'Europa una pretesa conveniente, una scusa conveniente per burocrazia. Spesso l'Europa è pretesto. E di fronte all'argomento, ma queste cose le hanno fatte i tedeschi, le hanno fatte i francesi, dice, perché la stessa operazione è stata fatta in un altro paese. È stata fatta dalla Spagna. E non ha creato questo problema. È stata fatta dalla Spagna. E la risposta è sì, ma la Spagna aveva un debito pubblico inferiore a quello dell'Italia. Vede, però il problema qual è? Se si faceva questa operazione nei mesi scorsi, certo il debito pubblico italiano, che adesso è 133 di PIL, andava a 136. E che sarebbe stato calcolato 136 o 137 il conto capitale. Ma vede, il problema è che il debito italiano di fatto è 136 o 137 perché o lo Stato dichiara che non pagherà i debiti scaduti delle pubbliche amministrazioni e allora dichiara il default, oppure quel debito c'è e dovrà essere pagato. E il fatto di pagarlo l'anno prossimo farà aumentare il debito l'anno prossimo, senza il vantaggio di mettere subito nell'economia liquidità e con l'ulteriore svantaggio di avere imprese in Italia che falliscono, non perché sono inefficienti, ma perché da mesi o da anni non sono pagate dalle pubbliche amministrazioni ai quali hanno venduto beni o venduto servizi. Il che è assurdo, perché è un elemento di aggravamento della crisi italiana che deriva da un comportamento economicamente e eticamente insostenibile da parte dello Stato italiano. Allora, l'unico modo per farlo in questo momento, considerati i vincoli del patto di stabilità interno, eccetera, è il meccanismo della garanzia dello Stato. Garanzia dello Stato, che poi significa nello specifico la garanzia di chi ha messo i propri risparmi nella Cassa Depositi e Prestiti, perché se avevamo la soluzione, la quadratura del cerchio così a disposizione, a portata di mano, come mai non si è riusciti a quadrare il cerchio in tempi rapidi, visto che avevamo sotto mano una meravigliosa quadratura del cerchio? Perché bisognava cambiare cavallo, evidentemente arriva Renzi e ci spiega che, o meglio non ci spiega che, ma attraverso la formula garanzia dello Stato, lo Stato chi è? Un'entità astratta se non è fatta da persone concrete. Persone concrete in questo caso sono quelle che hanno messo i risparmi nella Cassa Depositi e Prestiti, se no che convenienza avrebbero le banche a rilevare i crediti che le imprese aspettano che siano pagati da anni
e dice Bassanini sarebbero felici le banche di poter acquistare i crediti dalle imprese. Sarebbero felici perché? Perché evidentemente avranno anche il loro giro di guadagno in aggiunta. A garantire il tutto ci sono i risparmi postali. Ma il buon Friedman si è fatto anche un giro, questa è una curiosità con cui terminiamo, anche un giro di chiacchierata con Berlusconi. Questa chiacchierata qui era ancora all'epoca del governo Letta, quindi non tanto tempo fa, sono chiacchierate di queste ultime settimane. E si è intervistato anche Silvio Berlusconi. Presidente, dopo lo storico incontro che lei ha avuto con Matteo Renzi alla sede del PD e l'accordo sulla legge elettorale, qual è il suo parere su Renzi? Renzi è un nuovo protagonista che è entrato di slancio nel panorama politico italiano e che ha rinnovato dentro il Partito Democratico, che è sempre l'antico Partito Comunista Italiano, che ha cambiato tanti nomi, ma è rimasto sempre con le stesse persone, con le stesse sedi di attività. E ha annunciato con coraggio e anche con un filo di arroganza di voler rottamare tutti i vecchi campioni del partito. E l'ha fatto. Uno dopo l'altro sono stati costretti, non per una sua azione diretta, ma per il procedere della sua salita all'interno del partito. Molti sono veramente ai lati, addirittura non in Parlamento. Quindi io spero che lui continui in questa direzione. Notare comunque con rispetto, Presidente, che Renzi ha di fatto vinto 2/3 del partito e chi è perso è D'Alema e Cupolo è il vecchio. Quindi in un certo modo lui rappresenta un nuovo PD, almeno da straniero, sembra così. Convengo e sono assolutamente contento che questo sia accaduto. Gli auguro di procedere affinché anche il residuo terzo venga mandato negli spogliatoi. Okay, ma parliamo adesso della sostanza, perché l'accordo annunciato da lei Renzi era su 3 questioni, se non sbaglio: legge elettorale, cambiamento istituzionale, titolo quinto. Cominciamo con la legge elettorale, che è stato approvato proprio ieri in commissione, approdo in aula, mi dicono che dovrebbe essere votato nei prossimi giorni. Io credo che continuerà il suo percorso e che uscirà approvato dai 2 rami del Parlamento. Questa legge elettorale non è il meglio che si potesse fare, perché ancora una volta abbiamo dovuto fare i conti qui in Italia coi piccoli partiti. Con l'ingresso di una terza forza tra destra e sinistra, una forza che ha messo insieme tutta l'antipolitica, tutti gli italiani disgustati da questa politica, quella portata avanti da Grillo, i numeri sia di destra che di sinistra si sono abbassati e quindi siamo arrivati a dei numeri molto bassi come coalizione. Io ho sempre ritenuto che noi dovessimo insegnare ai noi stessi italiani, cominciare a capire come si deve votare. Abbiamo sempre guardato ai paesi meglio governati, Francia, Gran Bretagna e soprattutto Stati Uniti d'America, repubblicani e democratici, democratici e repubblicani. Bipolarismo. Il bipolarismo, secondo noi, è il miglior sistema per dare un governo efficiente ad una nazione. Purtroppo, anche dopo la Prima Repubblica, con la nuova legge elettorale che è in vigore ancora adesso, il voto frazionato è continuato. Io ho una speranza, soprattutto se il voto arriverà fra oltre un anno, che da un lato il Partito Democratico a guida Renzi, da un lato Forza Italia, possano operare in maniera tale da poter arrivare con i sondaggi che ne fanno testo all'appuntamento della prossima campagna elettorale così forti da poter pensare di superare da soli, senza i piccoli partiti, la soglia del 37% che abbiamo messo per poter godere del premio di governabilità
che aggiunge un 15% al 37% per arrivare a un 52% che rende possibile di governare. Questo dipende da molte cose, ma io per esempio ho un progetto che deriva da quello che successe a me nel 94 e da tutta l'esperienza di questi anni. Sarà una follia, ma penso di poter arrivare a superare il 37. Ho già avuto un risultato del genere nel 2008, perché con la coalizione raggiungemmo il 46 e passa, e il mio partito arrivò al 37 e passa. Però da allora è successo questo fatto, che Grillo è entrato con il Movimento 5 Stelle e quindi ha portato via, avendo raggiunto un risultato importante, 25%, e oggi, essendo ancora nei sondaggi intorno al 20-21%, ha naturalmente abbassato i voti a disposizione di destra e sinistra. Quindi quel 37 già raggiunto oggi diventa molto più difficile da raggiungere da parte di un solo partito. Lei ha fiducia nella capacità del governo Letta di lanciare la riforma del mercato del lavoro e o di avviare le misure adeguate per agganciare una ripresa che già è debole e stimolare la crescita? Lei ha fiducia che Enrico Letta... Mi spiace di dover rispondere negativamente, ma purtroppo abbiamo ormai l'esperienza di questa prima sessione di governo, che è durata molti mesi, in cui addirittura non sono state mantenute le promesse che erano intercorse tra noi e loro, quando noi abbiamo con molta responsabilità detto sì a un governo da gross coalition, di larghe intese. Le ricordo anzi che dopo il risultato delle elezioni, che appunto era stato determinato da Grillo, noi abbiamo subito offerto al Partito Democratico di fare un governo insieme. Partito Democratico che ha contro di noi una antica versione che deriva dall'ideologia comunista, ha invece tentato di fare il governo col partito di Grillo, con 5 Stelle. E per 2 mesi il segretario... Cioè quello, se interrompo, era il vecchio PD guidato da Bersani? Era il vecchio PD, assolutamente, assolutamente. E ha battuto per 2 mesi alla porta di Grillo ricevendo sberleffi e anche insulti. Finalmente dopo 2 mesi si è rassegnato, è venuto da noi e ci ha proposto di fare un governo a condizioni quasi inaccettabili, cioè una rappresentanza parlamentare di soli 5 ministri su 23, ma soprattutto non ha aderito alla nostra sacrosanta richiesta di sederci a un tavolo e di scrivere un programma preciso. Hanno detto no, nessun programma preciso, ci diamo la mano e voi ci dite i punti su cui dobbiamo impegnarci. Vista la malaparata, noi decidemmo di accettare anche questa situazione che era veramente al di fuori della logica. Allora noi abbiamo preso i 3 punti su cui avevamo battuto durante la nostra campagna elettorale e abbiamo detto questi 3 punti. Punto primo, abolire l'imposta sulla casa, l'IMU. Punto secondo, non aumentare l'IVA dal 21 al 22%, perché è un fatto anche psicologico questo, che deprime la voglia di spendere da parte dei cittadini, anzi di abbassare l'IVA dal 21 al 20%. E la terza cosa era cambiare i modi di approccio di Equitalia e dei suoi funzionari con i contribuenti. Sull'IMU ha visto che cosa è successo, un pasticcio incredibile che ha fatto diminuire dal 6 al 10% il valore di tutti gli immobili, di tutte le case in Italia. 2, per quanto riguarda l'IVA, addirittura è stata portata al 22%, il contrario di quello su cui Letta si era impegnato. 3,
siamo riusciti a cambiare qualcosa nei sistemi di Equitalia grazie alla nostra capacità di agire in Parlamento con una commissione, la Commissione Finanze, che ha come presidente un nostro bravissimo parlamentare che è Daniele Capezzone. Sarebbe meglio tornare alle urne? E se sì, quando? Io non penso sinceramente che sia possibile tornare alle urne in un election day già con le elezioni per il Parlamento europeo e con 18 milioni di italiani chiamati alle elezioni amministrative. Se il Parlamento riuscisse a sfornare la legge elettorale, saremmo ben lieti di avere queste elezioni nazionali. Penso tuttavia... Non ho capito la risposta, forse non ho capito l'italiano. Noi, se si riuscisse se si sfornasse, con la legge elettorale ad arrivare in tempo, noi saremmo d'accordo di andare il 25 di maggio. Se la legge elettorale viene approvata entro febbraio, tipo. E intanto si comincia a lavorare sui cambiamenti della Costituzione nelle due direzioni che abbiamo ricordato, allora, dato che per questi cambiamenti della Costituzione ci vogliono non 2 ma 4 votazioni a distanza di 3 mesi l'una dall'altra, si va avanti di 1 anno o anche più di 1 anno. In quel caso si andrà a votare fra 1 anno e qualche mese e per noi questa cosa credo che funzioni molto bene. Questo era Berlusconi a colloquio con il simpatico Mr. Friedman, anche una rilettura della recente storia. Adesso ci salutiamo con Chopin, Gran Polonaise Opera 22, Jan Lisiecki al pianoforte. Buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca.